Manca pochissimo all'annuncio dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie del Veneto. Un processo delicato, avvelenato nelle ultime ore da una lettera anonima recapitata a Palazzo Ferrofini da un mittente che si presenta come un ex consigliere regionale sull'Ottantina che, denunciando pressioni da personaggi esterni o comunque gruppi di pressione o potere, indica nomi e cognomi di alcuni nuovi direttori generali e invita soprattutto i nuovi e i giovani consiglieri regionali a tenere lontane le lobby dal palazzo. È chiaro che in questi momenti si scatenano tutte le fantasie e l'essere umano ne inventa di tutti i colori. L'importante è che la saggezza di chi ci amministra, e io ho conosciuto il presidente, mi sembra una persona saggia ed equilibrata, trovi le soluzioni giuste per dare una buona sanità ai veneti che se lo meritano. Edgardo Contato parla dalla sede di Mestre dell'Ustra e Serenissima, dove ha presentato il suo diario di mandato, un bilancio del quinquennio alla guida dell'azienda sanitaria veneziana, un lungo viaggio partito nei giorni difficili del Covid e che oggi vede Venezia tra le ULSS che hanno abbattuto di più le liste d'attesa. È stato un bel successo questo, ma soprattutto grazie anche all'intervento della Regione. Ha fatto una ottima regia la Regione, ci ha dato anche dei soldi, quindi noi abbiamo visto di impiegarli al meglio. In un'epoca di difficoltà a reperire personale sanitario, Contato ha messo a segno due punti fermi: portare un corso di laurea in medicina a Venezia e un in infermieristica a Chioggia. Però è chiaro che se tu per reclutare il personale non cominci fino dalla base, dalla formazione, è chiaro che fai più fatica dopo. Noi questo aspetto l'abbiamo cercato di enfatizzare con queste iniziative. Una delle priorità di questi anni è stato poi l'impegno a garantire un servizio sanitario uniforme in tutti i territori dell'ULSS. Non c'è una sanità di un luogo o di un altro, c'è la sanità dell'azienda, c'è il catarattificio a Dolo, c'è il robot a Mestre, c'è il robot a Dolo, c'è la cardiologia a Venezia, c'è la cardiologia a Milano, quindi un sistema che lavora all'unisono. A fine 2025 l'Agenas ha riconosciuto l'ospedale dell'Angelo di Mestre come uno dei due migliori ospedali italiani, una delle due sole strutture che hanno ottenuto a livello nazionale il massimo dei voti in tutte le aree cliniche valutate. È il coronamento di 5 anni di lavoro, ma non mio, di tutta la comunità, perché questi risultati si raggiungono quando ci sono delle squadre che lavorano a quindi quando la bicicletta non è una bicicletta ma è un tandem lunghissimo di tante persone che pedalano e che vanno tutte nella stessa direzione.